in cui si scarica sui più piccoli, sui bambini, come è successo anche per le scuole, è chiarissimo il suo la ragionamento. responsabilità di tanti adulti. È chiarissimo il suo ragionamento e voglio sentire su questo anche Ricolfo e Pregliasco, però prima mi riaprite Elena, perché Elena oggi ci ha raccontato quello che sta succedendo in Veneto e ci ha raccontato cioè che lì stanno crescendo moltissimi contagi. Nel Veneto di Zaia, quello virtuoso, in particolare l'epicentro, diciamo, del contagio è Padova. Ieri c'era una manifestazione di No Green Pass. Ci ha raccontato Elena che cresce il numero dei ricoverati in ospedale, anche in terapia intensiva, e nel frattempo però è arrivato il momento in cui ci dovrebbe aggiornare sulle terze dosi, come sta procedendo la vaccinazione sulla terza dose. Prego Elena. Sì, siamo da un osservatorio privilegiato perché questo è l'ospedale di Padova, qui si vaccinano fragili, fragilissimi e gli operatori sanitari. Ora, un mese fa la situazione era detta dal direttore generale, che ha fatto anche un appello: 2 su 3 noi li chiamiamo ma ci dicono di no. Ora, io sono in compagnia della dottoressa Maria Vittoria Nesoti, che è il dirigente medico della direzione dell'ospedale, e le volevo chiedere: in un mese la situazione è cambiata soprattutto da parte di una popolazione, e intendo i fragili e fragilissimi, che ne hanno bisogno, e lo sentivamo anche insomma nel dibattito in studio? Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Ben trovata. Come diceva appunto la collega prima, per quanto riguarda noi ci rivolgiamo la nostra attività vaccinale attualmente per le terze dosi ai pazienti fragili e fragilissimi che sono pazienti del nostro hub, del nostro centro hub, oltre che naturalmente ai nostri operatori sanitari. Devo dire che la situazione per quanto riguarda i pazienti che vengono richiamati dai nostri centri è molto buona, l'adesione è molto elevata, pazienti fragili e fragilissimi, questo anche per quanto riguarda il personale, che è stato scaglionato come da normativa regionale, prima relativamente al personale con delle esenzioni delle patologie di base, e poi adesso invece la vaccinazione a terza dose è stata aperta a tutto il personale. Senta, vengono tranquilli o vengono alta. con qualche preoccupazione in più rispetto ad esempio alla prima dose? No, noi non abbiamo rilevato preoccupazioni o pensieri, che dimostra che chi ha voluto proteggersi ci tiene a continuare a proteggersi con l'ausilio del vaccino. Questo tra l'altro è molto più importante, tanto più per quanto riguarda appunto i pazienti a cui noi rivolgiamo la terza dose, che sono pazienti multiproblematici dal punto di vista appunto delle patologie, quindi pazienti di per sé che necessitano della massima attenzione e massima protezione. Stiamo parlando di persone molto fragili, fragilissimi, no? Quindi stiamo parlando di categorie particolari, ma anche degli operatori sanitari. Grazie dottoressa, perché ci serve di avere poi il riscontro dalla realtà, no? Da chi come lei poi sta sul campo, e quindi ci consola perché, professor Pregliasco, le prime notizie erano che 2 su 3 dicevano no al richiamo, cioè no, c'è stata una prima diffidenza, una prima preoccupazione, adesso vediamo, plausibilmente poi le cose miglioreranno. Ma sì, purtroppo dobbiamo considerare questa pandemia con un andamento, Ricolfi lo rimarcava, insomma, come il sasso nello stagno, con ondulazioni. Arriviamo dalla fase, diciamo,